senza Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Cari amici, benvenuti, bentornati a Sic et Non, sempre sulle frequenze di Radio Libertà, un'altra puntata per indagare nelle notizie della settimana, trovare qualche spunto interessante di discussione e soprattutto non farci così abbindolare dal pensiero unico. Una comunicazione di servizio a tutti voi. Ovviamente mi state chiedendo in tanti come sarà il palinsesto estivo. Diciamo che ci stiamo lavorando. Sicuramente per il mese di luglio non cambia nulla, poi vi diremo, quindi assolutamente siamo ancora sul pezzo e sempre sul pezzo. Ascoltateci dove volete, in macchina, nelle spiagge, ascoltate Radio Libertà, fate proselitismo, diffondete, come si suol dire, la buona novella. Le notizie sono molte, sono interessanti. Esce finalmente, diciamo, si squarcia un po' il velo del tempio e quindi la notizia che tutti conoscevamo, che tutti, diciamo, abbiamo sempre saputo ma che nessuno ha mai voluto pubblicare, cioè quella che sostanzialmente gli immigrati ricevono più di quello che versano. Quindi altro che pagarci le pensioni, dice Maurizio Belpietro. Dai 5 milioni di lavoratori nati all'estero, lo Stato incassa solo 12,6 miliardi, che valgono meno del 7% dell'IRPEF totale, una cifra che non copre nemmeno la spesa sanitaria a loro beneficio, il 38% con redditi sotto i 10.000 euro. Quindi, diciamo, la fotografia è questa, ecco. La ricerca esce dal Sole 24 Ore, non è stata molto pubblicizzata. Versano questi 12,6 miliardi, che rappresenta il 6,4, meno del 7% dell'IRPEF totale. Si tratta di una percentuale cospicua, ma se si va in profondità si scopre che così non è. Innanzitutto chiariamo che i contribuenti stranieri hanno un reddito medio inferiore a quello di chi è nato in Italia, 17.760 euro contro i 26.920 dei contribuenti autoctoni. Queste ovviamente sono le medie. Il 38% degli immigrati ha un reddito annuo lordo inferiore ai 10.000 euro, mentre il 40% guadagna fra i 10 e i 25.000 euro. È chiaro che di mezzo c'è anche chi riesce a nascondere al fisco i propri redditi, o lavora in nero, o non dichiara per esempio la casa che ha nel suo paese di origine, che per esempio farebbe sbalzare il famoso ISEE, e quindi ci sono anche persone che partecipano sostanzialmente a bandi o a comunque agevolazioni per le categorie più povere senza averne diritto. Diciamo che questo quadro fa già capire che il loro contributo in termini di tasse, ovvero di contributo alle spese di welfare, è molto basso, se non nullo, dice Belpietro. Del resto, se si confronta il numero di contribuenti nati all'estero con la percentuale di IRPEF versata, si capisce facilmente che l'incidenza delle tasse pagate dagli stranieri sul totale è inferiore alla percentuale degli stessi lavoratori immigrati. A fronte di quasi 5 milioni e mezzo, pari a circa il 12% dei contribuenti, l'IRPEF a carico degli stranieri si ferma, come vi dicevo prima, al 6,4%. Cioè la forza lavoro supera il decimo del totale, ma paga la metà. Questi soldi, che sono pari appunto a 12,6 miliardi, dovrebbero servire a finanziare i servizi erogati dallo Stato a favore di tutti i cittadini. Quindi non parliamo solo della sanità, l'istruzione, le prestazioni assistenziali, il sostegno al reddito, gli alloggi pubblici, l'accoglienza, ma anche la giustizia, la sicurezza, le stesse pensioni e i costi dell'amministrazione pubblica. Se si fa un conto all'ingrosso di tutto ciò, è evidente che questa cifra, 12,6 miliardi, non solo non basta, ma copre a malapena un quarto della cosiddetta spesa pubblica
di cui gli stranieri effettivamente usufruiscono. Se infatti calcoliamo che la spesa sanitaria incide per 140 miliardi e attribuiamo alla popolazione straniera un costo pari al 9,2, che è diciamo la percentuale di immigrati sul totale della popolazione, abbiamo già superato l'IRPEF versata dai lavoratori stranieri, senza contare i clandestini. È vero che molti extracomunitari sono giovani e dunque meno bisognosi di cure, ma è altrettanto vero che spesso ricorrono con maggiore frequenza ai servizi sanitari di emergenza, ovvero, traduco dalla prosa comunque di Belpietro, che questa gente ci intasa il pronto soccorso. Ecco. Se poi aggiungiamo l'istruzione, che vale tra i 9 e i 10 miliardi, si capisce che attualmente il costo è superiore al beneficio. Diciamo che sommando tutto, cioè ogni servizio, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza, la sicurezza e la giustizia, la spesa pubblica sostenuta per gli stranieri potrebbe oscillare tra i 30 e i 45 miliardi. Una cifra all'ingrosso, certo, ma di gran lunga superiore, anche nell'ipotesi più benevola, dei 12 miliardi appunto di IRPEF, senza contare che oltre il 30% delle famiglie di immigrati va a ingrossare le cifre della povertà che tanto allarmano la Caritas, la CGIL e tutti i partiti di sinistra. Dunque al momento l'idea che gli stranieri ci paghino le pensioni è lontana anni luce dal realizzarsi. Siamo noi a pagare e non ci pare poco. Ecco, questa è un po' la, come dire, la morale che ci propone sostanzialmente Maurizio Belpietro su questa situazione che noi conosciamo, che abbiamo sempre denunciato. Sicuramente non portano ricchezza, anche perché spesso e volentieri si tratta di una manodopera di, come dire, di basso valore aggiunto, ecco, contrariamente a quanto per esempio accadeva in passato in Germania, dove effettivamente la Merkel riusciva a scegliere gli immigrati con un tasso di scolarizzazione evidentemente più alto. Intanto vi ricordo che anche per commentare quest'ultima notizia potete intervenire in diretta alla nostra trasmissione, potete telefonare dunque allo 02 92 94 72 22, vi ripeto, per intervenire, commentare, proporre argomenti, criticare e sempre ovviamente con i bei modi che contraddistinguono una trasmissione radiofonica, mi raccomando, ecco. Quindi all'interno del nostro bollettino di invasione, se avete anche qualche notizia in più da aggiungere, siamo qui. È interessante, diciamo la ricerca, un rapporto diffuso dal Daily Telegraph riguardanti le più famose università britanniche, Oxford e Cambridge. Sostanzialmente questi due atenei hanno diverse borse di studio e programmi di aiuto economico che danno priorità all'etnia. Sono diventati talmente ampli che sostanzialmente arrivano a discriminare di fatto gli alunni bianchi, inglesi, diciamo britannici e poveri. È l'apice di quella che lo psicologo Saad ha chiamato empatia suicida. Ecco, interessante questo articolo di Borgonovo che insomma ricorda questa situazione. Gad Saad appunto è quello che ha analizzato la situazione. Gad Saad, che è uno psicologo diciamo libanese, osteggiato da molti per queste posizioni, però insomma i dati sono lì da vedere. Insomma il 27% delle borse di studio e dei contributi economici universitari pubblicati sul sito web della Unione diciamo universitaria britannica è destinato specificatamente a studenti internazionali e a persone non di etnia caucasica sostanzialmente, ecco. 19 diverse università e istituti di istruzione superiore hanno previsto programmi di sostegno economico rivolti specificatamente a minoranze etniche, mentre 11 hanno attivato diverse iniziative dedicate a richiedenti asilo e rifugiati. Di per sé non è un male, ma insomma ci deve essere anche un equilibrio, altrimenti, ripeto, accade una sostanziale discriminazione
del popolo ospitante, insomma. Ecco, questi sono i danni di cui parlava per esempio anche Charlie Kirk all'interno degli Stati Uniti a riguardo della cosiddetta affirmative action, cioè a tutto quel movimento di leggi che dando di fatto una corsia preferenziale soprattutto all'etnia di colore, ma non solo, ha fatto in modo di sbilanciare completamente l'accesso ai college, ma non solo ai college, per cui diciamo non c'è più un equilibrio, ma soprattutto diciamo si fanno figli e figliastri, come si suol dire. Se poi pensiamo a un paese come gli Stati Uniti, che non ha di fatto un vero e proprio riconoscimento del valore legale del titolo di studio, mi spiego, vale ovviamente la prestigiosità dell'istituto, cioè una volta che comunque diciamo ha diversi standard e quindi risponde a diversi standard, va sul mercato. Però è chiaro che l'affirmative action in questi anni cosa ha contribuito a fare? A creare il fatto che la laurea di un nero vale meno di fatto della laurea di un bianco. Perché? Perché un nero è stato aiutato molto di più, quindi se un bianco emerge è perché comunque di fatto ha avuto la possibilità di come dire, di esprimere un talento superiore, ecco, non so come dirla, ecco. Quindi l'affirmative action ha fatto sostanzialmente un male per i neri, perché la loro laurea comincia a valere di meno. Lo stesso è capitato per esempio per i piloti. Alcune compagnie come l'American Airlines hanno dato spazio appunto nelle assunzioni a quote per piloti di colore e per piloti transessuali. E ovviamente c'era stata una polemica perché Charlie Kirk aveva detto: beh, spero che sappiano pilotare. Non era evidentemente un richiamo razzista, ma si riferiva al fatto che chiaramente se il merito sta un gradino sotto, specialmente quando hai le responsabilità di determinate persone, la reazione può essere diversa, insomma può esserci una capacità inferiore di saper reagire all'imprevisto o comunque di gestire quello che è un lavoro importante con una grande responsabilità, che è appunto quello di pilotare un aereo. Vedo però che abbiamo già qualche amico che ci chiama, lo passiamo subito in diretta. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Sì, dottor Tonini, buongiorno Lisetta. Buongiorno a lei. Io per oggi cambio argomento. Prego. Cioè volevo parlare della crisi della Volkswagen e il futuro dell'auto cosa sarà, dottor Tonini. Sì. Allora, perché il taglio che sarebbe stato progettato entro il 2030 è di 100.000 posti di lavoro circa, e che sarà discusso il 9 luglio, cioè fra qualche giorno, dal Consiglio di sorveglianza della Volkswagen, che parla delle gravi difficoltà del settore anche a noi, perché c'entriamo anche noi, e all'Europa tutta. E poi devo aggiungere che il potente sindacato dei metalmeccanici IG Metal, insieme con il consiglio di fabbrica e della casa automobilistica, ha annunciato una dura battaglia per impedire l'attuazione del piano, che si è associato anche il governo della Bassa Sassonia. Come accade in Italia, dottor Tonini, verso la fine degli anni 70 e mi sembra agli inizi degli 80, allorché fu approvata una legge, mi sembra con i relativi strumenti, per agevolare la ristrutturazione e la riconversione industriale. Allora io dico che è anche l'Europa, dottor Tonini, tutta, che in questo campo deve essere promotrice di un piano organico. Un piano deve delineare il futuro dell'auto. Insomma, e voglio terminare, il governo di questa fase è cruciale in sé, e ancora più dell'Europa di fare sperare nel futuro, pur con i problemi purtroppo che non cesseranno. Ma è ancora più essenziale, dottor Tonini, un'ampia partecipazione al governo delle trasformazioni. Nient'altro per oggi, la saluto e buona giornata.
Grazie, buona giornata. Il tema è un tema estremamente complesso e sicuramente l'automotive tedesco, quindi tutto il mondo dell'automobile e quanto vi ruota intorno in termini anche di forniture, è strettamente legato con casa nostra, perché sebbene in casa nostra politiche scellerate da parte delle note famiglie hanno di fatto ceduto la filiera intera dell'auto, Stellantis di fatto non è più italiana che se ne dica, ehm, sempre la famiglia Elkann sta pensando di vendere, come sappiamo, Iveco, hanno venduto Magneti Marelli, secondo me facendo un danno enorme a tutta la nostra filiera. Però diciamo che nel nostro paese sia nella componentistica che poi anche effettivamente in tutto quello che c'è intorno al mondo dell'automotive ci sono ancora moltissimi fornitori, contoterzisti, aziende anche grandi, non aziende solo piccole e medie come è un po' nella tradizione italiana, ma aziende anche decisamente strutturate che lavorano spesso ovviamente per i fornitori tedeschi. Quindi questo è importante e sicuramente seguire il mondo dell'automotive tedesco ha le sue ricadute, nell'attesa che insomma anche in casa nostra torni qualche cosa di importante, pur con ripeto, investimenti che non sono sicuramente di poco conto, anche perché le grandi dinastie industriali italiane hanno praticamente sempre privatizzato i profitti e socializzato le perdite, insomma, a scapito del contribuente italiano, e ancora oggi sono qui a farlo in tante situazioni. La nostra ascoltatrice ci diceva l'Europa. Il problema dell'Europa è che l'Europa potrebbe risolvere la situazione, ma è anche e soprattutto parte del problema. Purtroppo dico io, ma insomma sull'orizzonte europeo è così. È così perché quando la Germania, sull'onda dello scandalo Dieselgate, cioè sempre dei loro piccoli grandi interessi di bottega, decidono di lanciare un grande piano sull'elettrificazione, pensando anche di riuscire ad avere fornitori cinesi e ad stare al passo dei fornitori cinesi, e interessano tutta l'Europa. Quindi il Green Deal nasce un po' anche da quello, da quella voglia di rivalsa che hanno i tedeschi, beccati con le mani nella marmellata, ricordatevelo bene. Stiamo parlando di una crisi che è negli anni 2000-2010 e che poi porta l'Europa a investire in maniera così anche sbilanciata, se vogliamo, sull'elettrico, anziché investire in ricerca e sviluppo, evitando di sposare una singola tecnologia, ecco, quello che si chiama neutralità tecnologica, che dovrebbe ispirare tutti, quindi senza vietare una tecnologia o sponsorizzarne un'altra, ma lasciando che la ricerca ci porti effettivamente verso la tecnologia migliore, magari incentivandola, ma ripeto, con la massima libertà. Ecco, diciamo che le automobili hanno superato le carrozze, non perché qualcuno per legge ha detto basta con le carrozze, ma perché il progresso poi è andato in quella direzione. Ecco, insomma, mettiamola in questa. E quindi la neutralità tecnologica è importante. L'Europa non ha fatto questo, ha puntato tutto sull'elettrico, nonostante fossimo impreparati sia dal punto di vista delle reti che dal punto di vista delle fabbriche. Volkswagen, ma anche altri grandi marchi tedeschi, hanno prima investito su queste grandi fabbriche, poi comunque verificando che il ritorno non era immediato, anzi tutt'altro, hanno cominciato a essere in crisi, a razionalizzare. Intanto i produttori cinesi sono in casa nostra, pensate, non so, il più importante è BYD, insomma, stanno facendo i loro interessi chiaramente. E quindi oggi Volkswagen, ma non solo, ma altri,
hanno piani da 100.000 tagli, chiusura di fabbriche, alienazione di marchi. Tra l'altro Volkswagen è proprietaria di alcuni marchi italiani importantissimi, penso a Ducati e penso a Lamborghini, per cui stiamo un po' a vedere a chi finiranno in mano questi marchi, perché poi già se li sono presi loro, se poi loro li vendono, visto che sono marchi italiani, magari diciamo che non sono neanche troppo interessati a chi finiscono in mano, e quindi insomma abbiamo delle preoccupazioni interessanti. Oggi l'Europa, che vorrebbe risolvere, cosa dice? Siccome sulle macchine non possiamo fare un passo indietro, perché se no perdiamo la faccia, secondo me l'hanno già persa comunque, perdiamo la faccia, allora cara Volkswagen, cara BMW, cara Rheinmetall, sapete che c'è? Vi faccio fare i carri armati, vi faccio fare l'autoblindo, vi faccio fare le Jeep, vi faccio fare tutto quel militare che riporta l'industria pesante, che ha una filiera sempre molto importante, che quindi può dar da mangiare, tra virgolette, a un settore molto vasto, e però ci troviamo con una corsa di fatto agli armamenti che è molto discutibile, mettiamola così. Quindi, ripeto, l'Europa dovrebbe essere la soluzione, ma in questo momento è e resta il problema. Grazie, spero di essere stato chiaro e non troppo prolisso. Abbiamo la pausa e poi ci rivediamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, di nuovo in diretta con la nostra trasmissione Radio Libertà. Potete chiamarci, ripeto, allo 02 92 94 72 22. Intanto continuiamo ad indagare, insomma, sulle notizie del giorno e della settimana. Vedo che per esempio in Gran Bretagna stanno cercando di correre ai ripari, nonostante, ripeto, la situazione sia drammatica proprio per il problema dell'immigrazione. I rifugiati dovranno pagarsi l'accoglienza, ma di fatto questa svolta è solo un palliativo. Chi otterrà l'asilo risarcirà a rate i contribuenti per gli aiuti avuti. Beh, è chiaro che insomma, saluti e baci, insomma, una volta ricevuto il sostegno qualcuno sparisce, quindi solo nel 2025 hanno sborsato a Londra 4 miliardi di sterline per l'alloggio e pochissimi sostegni, e diciamo lo Stato comunque incasserà cifre assolutamente simboliche. È solo un tentativo del governo di Starmer di confrontarsi con la crisi di consensi, ma veramente troppo poco.
Bollettino di invasione che prosegue. Abbiamo visto questo drammatico episodio a Ferrara. Nigeriana prende a martellate la coinquilina, 60enne riceve 15 colpi su schiena, testa e mani. L'africana che viveva con lei è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio. La sinistra muta, ma anche la diocesi, che pure aveva trovato il tempo per criticare le iniziative della città su tutti gli altri argomenti. Quindi insomma, se è per contrastare l'ottimo sindaco, permettiamoci di dirlo, l'ottimo sindaco, un uomo anche con una grande visione strategica, Alan Fabbri, tutti puntano il becco. Quando poi accadono queste situazioni preferiscono tacere, ecco, forse per non dare fiato a questo razzismo strisciante. E invece il razzismo nasce proprio a non volersi confrontare, a non voler dire le cose come stanno, insomma a imbellettare le cifre e le situazioni. Quindi assolutamente affrontare un problema per quello che è contribuisce anche a essere il più equilibrati possibile. Quindi se qualcuno continua con il nascondere determinate situazioni, sicuramente non fa il bene anche della della convivenza civile, ecco. Quindi potrebbe esserci un ritorno assolutamente errato. Sempre parlando di immigrazione, c'è un film che ogni tanto vediamo, in realtà qualche scena sui social. È un film di fatto proibito. Perché? Perché è un film che spaventa i buonisti e riguarda i crimini sostanzialmente degli immigrati, o di quelli che chiamano migranti, che migranti non sono, perché ormai sono stanziali, si sono fermati qui e non se ne vogliono andare. È un film accusato di razzismo, censurato in Germania, ma ancora una volta il paladino, perché questo bisogna dirlo, il paladino del free speech, che si chiama Elon Musk, l'ha già fatto su X, eccetera, lo pubblica. Ecco, diciamo, c'è scritto Europa, ma potrebbe benissimo essere ambientato in una qualsiasi città del vecchio continente, ed è così tutto realistico che anche a guardarlo a Milano non fa di certo dire allo spettatore: qui non potrebbe mai accadere. Anzi, eppure non ne sentirete granché parlare. Stiamo parlando dell'ultimo lavoro cinematografico di Uwe Boll. Si giustificheranno che si tratta di un film di serie B, che non può essere trasmesso al cinema perché è troppo violento, ma soprattutto che è una pellicola che incita l'odio contro gli immigrati. Stiamo parlando di Citizen Vigilante, che in Germania è già stato vietato. Il sistema di classificazione si è rifiutato di assegnarci un rating, ha spiegato il regista al Daily Telegraph. Penso che l'abbiano fatto apposta, è stata una deliberata forma di censura. Peccato che subito dopo proprio Elon Musk abbia girato il divieto, rendendo il film disponibile in streaming su X, il vecchio Twitter, diciamo. E manco a dirlo, le visualizzazioni hanno raggiunto nel giro di nemmeno un giorno cifre da capogiro. Forse a fare tanta paura è l'attualità che il film Citizen Vigilante si prefigge di raccontare. È quasi fosse un documentario, oppure il rifarsi a fatti effettivi di cronaca nera, due in particolare, che hanno profondamente diviso la Germania. Il primo risale al 2016, quando ad Amburgo alcuni immigrati stuprarono una ragazzina durante una festa di compleanno. 3 di questi, ricostruisce il Daily Mail, ricevono condanne con sospensione condizionale della pena inferiori a 2 anni per avere mostrato rimorso. Stiamo parlando di stupratori di una minorenne. Il secondo episodio, se possibile, è ancora più eclatante. Sempre ad Amburgo nel 2020 un'altra ragazza viene violentata in un parco, sempre da un gruppo di immigrati. Solo uno di loro viene condannato al carcere e per appena 3 anni. Gli altri, racconta il Daily Mail, vengono assolti perché il loro gesto aberrante viene considerato, aperte le virgolette, un mezzo per sfogare la frustrazione e la rabbia derivati dalla loro esperienza di immigrazione in Europa e dal conseguente smarrimento culturale. Ripeto, un mezzo per sfogare la frustrazione e la rabbia derivante dall'esperienza di immigrazione in Europa e dal conseguente smarrimento culturale. Cioè vuol dire che
se vengono a casa nostra e non sono abituati a quello che accade a casa nostra, cioè a una società matura governata dalle leggi e non dal sopruso del più forte, dove un cittadino per adeguarsi alla legge non ha bisogno di botte in testa o di farsi tagliare la mano, ecco, ebbene questa gente, non essendovi abituata, si può scatenare alle più perverse situazioni e al massimo riceve un buffetto. Ecco, questo è quello che vi stanno dicendo. Una decisione corroborata da una sequela di consulenze affidate ad assistenti sociali, sempre loro assistenti sociali, in cerca di lavoro e di giustificare le proprie situazioni, esperti di immigrazione, anche loro esperti, perché magari sanno 4 parole di arabo o ogni tanto, diciamo, creano degli spazi per queste persone, eccole, strapagati, quasi sempre strapagati dagli stati. Evidentemente hanno preso più a cuore gli aggressori della vittima. Non è la prima volta che accade, sappiamo benissimo nelle nostre città accade spesso, e diciamo che dal 68 la responsabilità personale sembra non esista più. La colpa è della società collettivamente intesa che, diciamo, ti circonda e ti costringe ad agire in questo modo. Bella scusa. Ebbene, non solo, quando al termine del processo una di queste ragazze invia su WhatsApp un messaggio a uno degli stupratori definendolo vergognoso maiale, questa ragazza è finita per una settimana al carcere minorile. Chi ha subito violenza sa quanto sia traumatizzante, ha spiegato Ball al Telegraph, ma chi proviene da ambienti più progressisti, cresciuto in circostanze idealizzate, non sa come comportarsi quando le situazioni degenerano in violenza. Citizen Vigilante ha una trama molto semplice. Michael Sanders, interpretato da Armand Hammer, è un ricco imprenditore che decide di ergersi a vendicatore. È giudice e boia allo stesso tempo. Forse qualcuno pensa che se gli stati non intervengono, qualcuno comincerà ad emulare queste persone. Però di fatto, signori, i casi di emulazione esistono già, e purtroppo c'è l'emulazione per chi? Per i peggiori, per i Maranza, per i rapper che vanno in televisione con le catene d'oro a indicare le pistole e a raccontare diciamo cose indicibili. E invece questo film parla di un vendicatore che vendica una ragazza europea che ha subito violenze sessuali da un gruppo di immigrati. Giustizia il giudice che li ha lasciati liberi, accusandolo di essere il cancro che sta uccidendo la società. Estermina i poliziotti che provano a fermarlo. Una sorta di cavaliere oscuro dei nostri tempi. La stampa progressista, scusate, l'ha definita la pellicola più razzista di tutti i tempi, ma evidentemente il pubblico non la pensa così, o perlomeno una buona parte di esso. Al netto del divieto della Germania, infatti, i numeri al botteghino americano e su internet, proprio dopo l'intervento di Musk, sono quelli di un colosso hollywoodiano, il che vuol dire che le censure sortiscono sempre l'opposto dell'effetto voluto, ma soprattutto che in Occidente c'è chi chiede, anzi pretende, giustizia. Ovviamente sogna queste situazioni di vendetta, ma se questo accade è perché c'è una disperazione de facto che andrebbe capita, compresa e soprattutto indagata per andare a estirpare le motivazioni di questa disperazione. Non è percezione, sono fatti, ripeto, vi citavo fatti aberranti, e quindi da qui bisogna prendere il largo, che questi stupratori qui vanno messi in una stanza e va buttata via la chiave, o vanno rimandati al loro paese dopo diciamo che abbiano comunque subito una sonora lavata di capo, ecco, ma lavata di capo come dico io. E diciamo quindi, quando lo Stato non riesce più a garantire la vera giustizia, viene meno tutto. Lo abbiamo visto recentemente anche a Southampton, dopo la morte di Henry Novak, e a Belfast, quando un sudanese ha sgozzato un uomo e quindi, diciamo, poi si è scatenato tutto quello che si è scatenato. Quindi non siamo alla ricerca, come dire, di vendette, ma è chiaro che queste persone
non capiscono se non un certo tipo di discorso. Allora lo Stato, che dovrebbe essere l'unico autorizzato a circoscrivere momentaneamente la libertà in favore del bene comune, dovrebbe andare a ricercare queste persone, evitare che entrino altri delinquenti perché ne abbiamo già troppi in casa nostra e agire di conseguenza. Parlare di remigrazione oggi vuol dire soltanto quello. Vuol dire prendere chi non si integra, chi sfida le nostre leggi e li vediamo con l'arroganza tipica, perfino quando vincono i mondiali e distruggono le bandiere europee e distruggono le nostre città. Ma quando mai in Europa chi faceva festa distruggeva tutto e il contrario di tutto? Se non chi ha in odio quella che è casa nostra, il nostro modo di vedere, le nostre regole, che pure li hanno accolti, che pure gli hanno dato un lavoro, che pure gli danno da mangiare, gli danno vestiti, gli danno trasporti, gli danno sanità. Ebbene, questo è il discorso fondamentale. Allora, citizen vigilante è la conseguenza di non aver cambiato le politiche sull'immigrazione per interesse, perché molti hanno interesse, e per paura, perché qualcuno ha paura di raccontarla questa cosa e che i cittadini comincino, insomma, a farsi giustizia da soli. Sbagliato farsi giustizia da soli, però lo Stato, che è fatto dai cittadini, che non è un organismo sopraordinato che, diciamo, deve incuneare nel cittadino chissà quale ideologia, ma deve rispondere a quelli che sono i bisogni del cittadino, deve rispondere a quelle che sono le richieste del cittadino. Lo Stato deve fare evidentemente il suo dovere. Proseguiamo, vi ripeto, molte sono le notizie interessanti. Vi avevamo già parlato della Svezia che espelle chi non tiene una buona condotta anche senza reati, perché diciamo che se si comincia poi a alzare l'asticella è chiaro che non è solo chi commette reati contro la persona, reati gravi, ma anche chi non sta alle regole. Insomma, questo accade in tanti paesi, accade in Australia, accade in Svizzera, accade negli Stati Uniti, insomma. Ebbene, la Svezia che dice: basta non pagare le tasse, accettare lavoro in nero o avere collegamenti con associazioni terroristiche per perdere ogni diritto nel paese. E direi, meno male, ecco, insomma, era dovuto. Un'ultima questione, l'ha sottolineata il Foglio, l'ha sottolineata il Riformista, quindi citiamo anche dei giornali non necessariamente schierati su una visione o su un campo di centrodestra, ma che giustamente hanno fatto notare una situazione abbastanza brutta. Si parla della banalità del male. Banalità del male è un termine legato poi al processo Eichmann, ma diremmo alla bestialità del male. Mi riferisco alla diciamo alla 62esima sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU del 23 giugno scorso. Rim Al-Salem, che è la relatrice speciale per la violenza sulle donne, giordana, quindi diciamo legata alle questioni umanitarie e di genere, si trova davanti chi? Si trova davanti Ilana Grizeschi. Ilana Grizeschi è una delle donne stuprate, abusate e umiliate il 7 ottobre. Davanti alla Al-Salem, che di fatto aveva dichiarato che queste cose erano tutte da provare, quasi non esistevano, e la Al-Salem l'ha guardata assolutamente attonita. Ma quando hai davanti una persona, diciamo, in carne e ossa, allora puoi richiedere la verifica indipendente, puoi richiedere quello che vuoi, ma insomma le conseguenze di quanto è accaduto sono reali, ecco. Quindi davvero una situazione che non deve essere diciamo lasciata in balia della propaganda e del silenzio, ecco. Quindi la Grizeschi giustamente ha chiesto perché gli stupri di Hamas di fatto non contassero per l'ONU, ecco. Quindi oggi bisogna avere in tutte le situazioni il coraggio civile di smontare ancora una volta queste costruzioni mediatico-propagandistiche
costa fatica, specialmente da parte di una vittima, abbiamo visto, ma è l'unica cosa da fare per riportare quel buonsenso e quella anche logica che nei nostri tempi evidentemente non esiste quasi più. Ecco, quindi bello che veramente un bell'episodio che una di questi ostaggi abbia avuto il coraggio di affrontare, tra virgolette, chi negava questa situazione e che è posta addirittura in una situazione di responsabilità proprio nei confronti delle donne, insomma. Le parole della Gruzzeschi sono forti, insomma, no? Perché nei rapporti dell'ONU non c'è alcun riferimento ad Hamas? Il 7 ottobre i terroristi hanno fatto irruzione nel nostro kibbutz, uccidendoci, rapendoci, bruciandoci. Sono stata picchiata e mutilata prima di perdere i sensi. Mi sono svegliata seminuda con 7 terroristi sopra di me, senza sapere cosa mi fosse accaduto mentre non ero cosciente. Ho vissuto giorni di dolore e orrore in cattività e ancora oggi la sensazione di impotenza e violazione non mi abbandona. Sono tornata con l'anca fratturata, la mandibola fratturata e l'anima in frantumi. Le persone vedono il mio volto e pensano che io sia libera, ma la libertà non è un interruttore. Il trauma non svanisce una volta rilasciati. Ora ogni sirena d'allarme aereo, ogni razzo dell'Iran mi riporta indietro in quell'inferno. Il 7 ottobre e durante la cattività le donne israeliane sono state stuprate, abusate e umiliate. E lei, relatrice speciale, ha scelto il silenzio e la negazione. Signora Al-Salem, lei ha dichiarato che non c'erano prove di violenza sessuale il 7 ottobre. Io sono qui oggi non come un report, non come una statistica, sono una donna che è sopravvissuta. Sono la prova vivente della violenza sessuale di Hamas. Quando io e altre donne israeliane abbiamo implorato di non essere stuprate, perché è rimasta in silenzio? La prego, mi guardi. Ci crede ora? Si scuserà? Ecco, questo è, l'appello accorato di Ilana Grzyzewski alle Nazioni Unite, che troppo spesso si sono schierate dalla parte di fatto del terrorismo. Ecco, questo lo dico perché purtroppo è quello che è accaduto spesso dietro anche associazioni, gruppi benefici, eccetera. C'è rimasto lo zampino di chi voleva intervenire nella striscia di Gaza e far partire poi tutto quello che sappiamo, gli attacchi, i tunnel, i missili, i raid e quant'altro. Ecco, questo è il messaggio che vi lasciamo. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma il tempo che ci è stato concesso è praticamente terminato, quindi io vi ricordo che sicuramente in questo mese di luglio saremo ancora con voi per analizzare le notizie, per insomma uscire un po' dalla cappa di conformismo che ci ammorba quasi continuamente, e quindi vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Radio Libertà.